Buonasera, avvocato, e buonasera. Io ho cominciato a interessarmi della Regione Veneto da più di 30 anni, cioè quando mi sono trasferito da Bologna a Padova. E mi sono cominciato a interessare in particolare della regione dolomitica sotto due aspetti in particolare: uno, i problemi delle colate detritiche nella valle del Boite, con la quale il Dipartimento di Geoscienze ha installato un sistema di monitoraggio in continuo in una delle colate, quella di Acquabona, e poi mi sono cominciato a interessare dell'altro grande problema della regione, che è stato un problema, che è tuttavia ancora un problema, che è quello che ha colpito voi abitanti di Longarone direttamente, cioè la frana del Vajont. Su questo noi come Dipartimento, io in prima persona ho organizzato un convegno internazionale 3 anni fa in occasione del 50° dell'evento. Ora adesso voglio parlare di questo problema, ti annoierò un po' perché rispetto ai grandi, scusate, io sono abituato a muovermi da buon romano e mentre il microfono è fisso. Bene, farò un intervento, il mio intervento è sostanzialmente tecnico, quindi vi potrà tagliare un po'. Però secondo me è importante iniziare da un aspetto fondamentale, che è quello che riguarda le problematiche relative alla progettazione delle opere pubbliche. Queste considerazioni preliminari che io voglio fare, com'è che funziona? Non funziona? Sì. Così almeno posso muovere più tranquillamente. Pronto? Allora, queste considerazioni preliminari riguardano in particolare le infrastrutture lineari come è appunto una ferrovia. E queste infrastrutture lineari bisogna vederle da un punto di vista come interazione fra il paesaggio e la progettazione dell'opera in sé, e dall'altra parte dal punto di vista della compatibilità ambientale. Naturalmente io mi interesserò fondamentalmente del primo aspetto come persona tecnica. Gli indicatori di queste interazioni sono elencati qui, che riguardano sostanzialmente i fattori geologici, litologici, fisicomeccanici, e che quindi descrivono in maniera quantitativa, non qualitativa, i problemi che danno luogo alle problematiche che si hanno in corrispondenza, in visione dell'opera che si vuole progettare. Gli altri sono indicatori geomorfologici, cioè qual è l'evoluzione del paesaggio, in questo caso geomorfologico, non del paesaggio architettonico, è un'altra cosa, e che è stato ben descritto nel convegno che si è avuto a Venezia non tanto tempo fa, quando è stato 3 settimane fa, un mese fa. E poi gli altri che sono gli indicatori di pericolosità geologica, che sono quelli relativi ai pericoli che sono eventi naturali ma che influiscono negativamente sull'opera. Ora, gli elementi che noi abbiamo a disposizione nella progettazione sono descrittivi e quantitativi. Ora il problema, non ho capito perché ogni tanto mi sembra di non descrittivi sono generici, danno una prima impostazione generale, si tratta di carte geologiche, litologiche, geomorfologiche, una cartografia che dà il quadro d'insieme. Gli altri sono invece elementi quantitativi che descrivono l'interazione tra i processi presenti e che vengono a interessare l'infrastruttura che si vuole progettare.
E questo naturalmente viene fatto sulla base di dati oggettivi che sono i parametri indicatori che avevamo detto prima, cioè i parametri fisici, chimici, ambientali anche, e questi altri che vengono fatti su base numerica. Io devo simulare il processo pericoloso, qualunque esso sia, in modo tale da capire quale sarà il suo intervento possibile nel futuro, in qualunque futuro, in qualunque no, insomma, in un futuro poi stabilito in un certo modo. La soluzione che io ho è una soluzione tecnica, necessariamente tecnica, che nel caso delle ferrovie delle Dolomiti passa attraverso l'individuazione di una serie di cosiddetti corridoi alternativi, cioè qual è il tracciato che io voglio scegliere e perché scelgo quel tracciato. L'importanza da questo punto di vista è l'importanza delle fasi preliminari, per questo aspetto qua sono dispiaciuto che non sia presente il professor Pasetto, che era l'altro, che riguardava l'altro cardine della progettazione, perché non è solamente quella geologico-tecnica, adesso lo vedrò, lo dirò brevemente, e tutto questo per avere una maggiore flessibilità nelle scelte. Le mie scelte non riguardano solamente gli aspetti geologici o geotecnici o ingegneristici, la pendenza, il raggio di curvatura, è l'insieme, il coacervo di tutti questi aspetti che danno luogo a una scelta, alla migliore scelta. La domanda in pratica, la domanda che noi ci dobbiamo porre in fase di progettazione preliminare è: qual è la risposta dell'ambiente geologico, in questo caso, all'inserimento della struttura di infrastruttura? Voi disgraziatamente avete un'esperienza tragica nel passato. La frana di Longarone, del Vajont, è proprio questo. La struttura era progettata in maniera ottimale, d'accordo? Non c'è dubbio su questo, ma si sono posti la domanda: quella struttura, qual è la risposta dell'ambiente naturale all'inserimento di questa struttura? Questo vale naturalmente per questo, ma anche per casi altrettanto non meno tragici, anche se numericamente meno pesanti. Si è parlato prima del treno della Val Venosta. Il treno della Val Venosta, che conosco bene il problema, che sono stato consulenza tecnico d'ufficio per la tragedia di Laces, 9 morti. Quella è sempre la risposta, la ferrovia è bellissima, è una cosa stupenda, fatta bene, eccetera, tutto quanto, però l'aspetto dell'interazione cioè qual è stata la risposta del paese, del territorio all'inserimento, non è stato fatto completamente, è stato fatto in gran parte, ma non completamente. Cioè non è stato preso in particolare, per quel caso, l'evento, non è stato ipotizzato l'evento che si rompesse una delle valvole del sistema di irrigazione dell'ambiente, dei meleti che c'erano sulla coloide di Laces, per il quale quello poi ha generato un afflusso d'acqua che ha generato un piccolo fenomeno franoso i cui effetti sono stati aumentati dalle strutture realizzate di protezione realizzate in maniera non propria. Cioè tutto questo fa parte, quando si richiede la risposta dell'ambiente, deve essere una risposta non qualitativa, non contemplativa, come dico io. È bello quel paesaggio perché è bello, sì, certo, questo è bello, però non fa parte, la risposta deve essere quantitativa. Un esempio molto breve è quello che è del terreno delle Dolomiti. Io e il professor Pasetto siamo stati chiamati qualche tempo fa a studiare gli effetti un possibile tracciato. La dottoressa Marcon è stata la mia tesista, per questo mi ha sostanzialmente aiutato, però questo è l'aspetto che noi abbiamo visto, le problematiche geologiche che noi abbiamo e che noi abbiamo visto, geologiche, mitologiche, geomorfologiche, geologico-tecniche, e del tracciato che noi
abbiamo funziona? Sulla valle dell'Anziei, d'accordo, e poi sulla valle del Boite da San Vito fino a Cortina d'Ampezzo. Noi abbiamo visto questi tracciati, li abbiamo visti in due parti. Una parte era tracciato della valle dell'Anziei e il tracciato è stato visto insieme al professor Presetto e ai suoi collaboratori. L'assetto si vede poco, l'assetto geologico del tratto della valle dell'Anziei è sostanzialmente il lavoro della dottoressa Marcon, cui io ho partecipato non solamente come relatore, quindi come revisore del problema, e sono stati visti quali sono gli aspetti geologici principali, cioè soprattutto i materiali presenti, l'estensione dei materiali e le caratteristiche generali di questi materiali. Si tratta di rocce, di materiali sciolti, che tipi di materiali sono fini, sono grossolani, e alcuni aspetti anche dell'idrogeologia. Sono state fatte delle sezioni geologiche, questi sono alcuni esempi molto banali, semplici, ma sono state fatte moltissime, per vedere poi come l'opera si inserisce in questo ambiente, sia per esempio come tracciato in superficie o in galleria, ma anche come tracciato in superficie, come problemi relativi alle fondazioni dei viadotti o di altro, le interazioni con l'ambiente. Questo incominciamo ad avere un problema che è forse il problema principale per quanto ci riguarda. Come vedete, la valle dell'Anziei, sia in destra che in sinistra, è caratterizzata dall'attraversamento di canali che vengono dalle sponde della valle e che possono arrivare direttamente. Ora, dalle foto aerei, come in questo caso, non si ha l'idea di che cosa sia. D'accordo? Io vedo solo l'attraversamento, non so se è un attraversamento fatto da un canale liquido, d'accordo? Oppure da un canale, da una colata detritica o altro. Vedo che esistono, quindi questo è un primo processo che mi fa vedere qual è l'interazione della posizione della linea ferroviaria, del tracciato ferroviario rispetto a questi. E poi devo andare a vedere quali sono i problemi che questa interazione mi crea. Nel caso, per esempio, c'è un unico tracciato, un'unica parte in cui si hanno dei fenomeni di instabilità superficiale in questo caso, abbastanza elevata, in giallo è il tracciato possibile. Come vedete esistono dei fenomeni di instabilità superficiale, anche se apparentemente non arrivano fino al tracciato. Il problema in questo caso è il tempo in cui, e cioè la probabilità che io possa, perché per pericolosità, almeno io intendo la probabilità che un determinato fenomeno avvenga in una determinata finestra spaziale e in una determinata finestra temporale. Quello che io vedo è che nella finestra temporale da X decenni o millenni nessun fenomeno ha mai raggiunto il fondovalle, ma questo non significa che io non abbia possibilità di fenomeni che vengano ad attraversare il tracciato ferroviario. Da questo punto di vista, un piccolo inciso, il problema è che il rischio è il prodotto della pericolosità, intesa come ho detto io, per la vulnerabilità dell'ambiente. Allora io posso avere rischio zero se il mio pericolo è zero oppure se la mia vulnerabilità è zero. Il problema è che la pericolosità non è mai zero. La pericolosità ha un valore magari che asintoticamente si approccia allo zero, ma in realtà non raggiunge mai zero, mentre la vulnerabilità zero esiste. Io anni fa stavo in Argentina, ho visto una grande frana molto importante, talmente grossa in materiali detritici e si sentiva un rumore di fondo come un'enorme cascata, d'accordo? Però quindi era inattiva, una frana attiva, quindi la sua pericolosità era elevatissima. Il problema è che la vulnerabilità era zero, perché non c'era un abitante, non c'era un albero e non c'era probabilmente neanche un animale nel giro di decine e decine di chilometri. Quindi in quel caso, però in questo caso noi abbiamo una ferrovia che invece ha una vulnerabilità molto elevata. Quindi questo è da vedere.
Gli altri sono stati visti pericolosità da crolli o rotolamenti, eccetera, sono stati degli studi specifici. L'altro aspetto che abbiamo studiato, che studiamo con particolarità nella Valle del Boide, è quello della colate detritiche. Ora, le colate detritiche sono dei flussi granulari che possono raggiungere velocità anche molto elevate, ma che hanno altezze anche importanti. Guardate sulla foto in alto, la parte chiara è dove è raggiunto l'acqua nel torrente, guardate che differenza di quota c'è. Allora immaginate anche una materia, un flusso che abbia, non dico tanto, ma 20.000 metri cubi, ma che si muove a 10 metri al secondo. Questo è il problema grosso. E guardate i risultati che si possono avere in una colata detritica. Siamo nella Valle dell'Anziei, su quel punto. I bacini delle colate detritiche non sono dei bacini da prendere in considerazione solamente lungo il tracciato. La distanza di interesse può essere anche molto grande, perché arrivano i bacini fino al cime delle montagne. Io devo andare a studiare quali sono le cause, e siccome l'innesco è generato da piogge di una certa intensità, devo andare a studiare i bacini fino al cime delle montagne, quindi anche a grande distanza. E poi, ritornando a quello che si era detto prima, alla simulazione numerica di quello che succede a partire da quelle aree e che cosa arriva sul tracciato che sarà sul fondovalle. Ora, nel caso della Valle dell'Anziei ci sta anche un problema di pericolosità da valanghe di neve. Non abbiamo fatto niente, esiste già una carta molto buona della pericolosità da valanghe, ma comunque in questo caso il tracciato è in nero e io posso vedere qual è l'interazione delle varie percorsi di valanghe. L'altra interazione è quella più strettamente tecnica, cioè la compatibilità dell'operazione, della realizzazione dell'opera con gli strumenti. Questo è un caso che riguarda le gallerie in materiali sciolti con la stabilità del cavo, oppure con la stabilità in basso a destra, con la stabilità del fronte di avanzamento. Naturalmente, per quanto riguarda gli ammassi rocciosi, prima devo sapere quali sono le caratteristiche delle rocce, e noi abbiamo fatto alcune prove di laboratorio, poche, e poi abbiamo fatto gli studi sulle prime simulazioni di questo tipo. L'altra parte, l'ipotesi del tracciato, abbiamo detto, siamo arrivati in questo modo alla Valle dell'Anziei, alla foresta di Somatida. Poi dopo lì ci siamo fermati, perché in effetti era prevista, o si pensava, una galleria di circa 5 km per arrivare sulla Valle del Boide e poi arrivare a Cortina seguendo la Valle del Boide. Il problema in questo caso è che noi abbiamo studiato, non per questo specifico problema, ma per un progetto più generale, quelle che sono la Valle del Boide, quello a Cortina sta su in alto, il tracciato in rosso delimita il versante che noi abbiamo studiato, che abbiamo studiato dal punto di vista della pericolosità da fenomeni di colata detritica. Sono molto numerosi i fenomeni di colata, e inizia da sud, diciamo, di Cancia di San Vito di Cadore, di Borca di Cadore, e arriva a nord di Cortina d'Ampezzo, alla fine del versante del monte Pomagagnon. Ora, i risultati di questi, a parte il solito studio sugli affioramenti geologici, che è la base comune, noi abbiamo visto che nell'area di Cortina d'Ampezzo, nella conca ampezzana, ci stanno ben 325 fenomeni, cioè colate detritiche fra attive e inattive. Molte sono attive. Questi sono gli aspetti, per esempio, di una delle colate detritiche in Acquabona. Guardate che masso può essere portato a una velocità misurata sperimentalmente di 4. Sono quelli in rosso che riguardano vari aspetti. Quasi tutte le colate, i bacini di colata, stanno fra il giallo, cioè a bassa pericolosità, e il rosso ad alta pericolosità. Cioè tutte hanno un certo grado di pericolosità. Lo studio è stato fatto
simulando numericamente la colata. Questi sono i singoli bacini studiati sempre per tempi di ritorno molto elevati e che riguardano l'altezza del deposito, sostanzialmente l'altezza del deposito, il che significa l'espansione della zona alluvionata. Come vedete interessano quasi tutti il tracciato stradale finale. Quello là che vedete in alto a destra è esattamente quello che è successo l'altro anno sulla colata a fianco a quella di Acquabona, che è quella là, la 301, e là è successo esattamente questo. Il problema è che arriva sulla strada magari con altezze molto basse, in questo caso l'altezza è mezzo metro circa. Il problema è che può portare, quel mezzo metro può portare i massi che abbiamo visto prima. Quindi il problema in questo caso è molto rilevante e noi abbiamo studiato tutte queste possibilità, tutte queste le abbiamo viste. In questo caso questa qui è la colata di Cancia che qualche anno fa ha fatto 2 morti e quello è il bacino di raccolta. Allora, sembra che il bacino di raccolta sia sufficiente, ma non è vero questo, perché se io vado a vedere lo stesso problema e lo guardo considerando i 2 bacini di monte che formano l'unico bacino di Cancia, allora in questo caso il bacino di raccolta non è più sufficiente, il materiale fuoriesce e ha dato luogo a quello che ha dato luogo ai 2 morti che ci sono stati nella frana di Cancia. Ora, in pratica, tutto questo per dire, è un esempio molto banale, molto rapido, eccetera. Noi dobbiamo integrare la progettazione fra geologi tecnici, ingegneri strutturisti o delle strade, delle ferrovie, scusa se io ho paragonato l'ingegnere strutturista, e ai quelli che fanno la progettazione dell'ambiente. Bisogna che sia una cosa integrata e soprattutto che questo avvenga fin dall'inizio, perché noi una volta scelto il progetto, il tracciato, non possiamo poi andare a dire l'abbiamo scelto su base architettonica, paesaggistica, poi dopo se dal punto di vista geologico tecnico non funziona, pazienza, insomma, si aggiusta, oppure se dal punto di vista ingegneristico, ma tanto gli ingegneri lo sappiamo, lo so anche io, lo sanno anche loro, si può fare tutto, non è così, bisogna farlo a mo'. Grazie per